Buongiorno, ben ritrovati alla prima edizione di oggi del TG Flash di New Sicilia, che apriamo con l'arresto di 4 persone residenti nel Nisseno e colpite da un'ordinanza di custodia cautelare domiciliari da parte dei carabinieri di Caltanissetta in seguito all'indagine sulla presunta associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. L'indagine è stata avviata nel corso del 2021 con la Procura di Caltanissetta a capo delle operazioni che hanno permesso di scoprire un'attività organizzata di raccolta e stoccaggio di rifiuti non autorizzata in un'area di circa 3.000 metri quadri situata nei comuni di Sommatino e Delia. E rimaniamo a Caltanissetta, dove lungo la statale 190 si è verificato un incidente stradale. Una Fiat Stilo guidata da un bracciante agricolo romeno di 37 anni ha avuto un violento impatto con un'Alfa Romeo guidata da un agente della Polizia di Stato in servizio alla questura di Caltanissetta. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e portati al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. I carabinieri hanno chiesto all'automobilista romeno di sottoporsi al test dell'etilometro per verificare se fosse sotto l'effetto di alcol, ma l'uomo ha rifiutato, negando anche le cure mediche. Successivamente si è allontanato di corsa dalla struttura, presumibilmente pensando di evitare conseguenze legali. Continuano ad arrivare diverse reazioni in merito alla chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo dovuta a lavori di ristrutturazione. Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in Consiglio Comunale, ha espresso preoccupazione per i prossimi mesi. Ha affermato che questo evento è un segnale della carenza del sistema sanitario nella città e che la reazione di panico e l'intervento politico dimostrano l'insufficienza del sistema sanitario nonostante la pandemia. Il capogruppo ha chiesto al sindaco Roberto Lagalla di promuovere un confronto con la Regione per ripensare e migliorare gli ospedali di Palermo. È stata estesa la forbice di età dei beneficiari dell'avviso Ripresa Sicilia per includere soggetti che hanno un'età compresa tra i 18 e i 46 anni. Questa misura di sostegno alla competitività delle imprese dell'isola è stata sviluppata dal governo Schifani come parte del programma più ampio Competitività Sicilia, che comprende 4 linee di intervento. La Giunta regionale ha approvato una modifica ai requisiti di ammissibilità per la realizzazione di investimenti che promuovono l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la riconversione dei siti produttivi, consentendo alle donne di accedere ai benefici senza un limite di età. Questa era l'ultima notizia, nuovi aggiornamenti nel TG Flash di mezzogiorno. A più tardi. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.